per darvi degli spunti di riflessione, perché magari ci sono delle cose che poi potrete applicare sui vostri territori. Intanto quello che ci tengo a dire, ma che poi approfondiremo la prossima volta, è non so se avete capito quanto sia importante il ruolo del facilitatore, cioè quanto sia fondamentale il vostro ruolo nella buona riuscita di questo processo. E soprattutto invito chi svolge delle professioni specifiche, e soprattutto intendo gli architetti, a svestirsi del loro ruolo di architetti quando fanno i facilitatori, cioè lì dovete veramente cambiare, spostarvi e lasciare il vostro lavoro di architetto lì e dire: oggi io faccio il facilitatore e basta, mi metto a disposizione del processo, mi metto a disposizione degli altri, la mia opinione non deve entrare in questo processo, io ho solo il compito di fare in modo di gestire il processo, di fare in modo che si giunga a un buon risultato. Quindi il compito del facilitatore è quello di essere a disposizione appunto del processo e di non dare le proprie opinioni personali. A me molto spesso quando faccio i processi partecipativi mi viene chiesto: ma lei che cosa pensa? Ma lei cosa farebbe? No, io sono facilitatore, sono qua per aiutarvi, non esprimo pareri personali perché non è il mio compito, ma queste cose le vedremo la prossima volta con attenzione. Come vi diceva il professor Pellizzoni, ci sono moltissime tecniche, io qua ve ne propongo alcune e sono già tante, ma ce ne sono molte altre, però ci sono alcune cose da tenere presenti prima dell'avvio, della scelta, no? delle tecniche, dell'avvio del processo. Intanto bisogna capire qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere, quali le ragioni del coinvolgimento e i risultati che ci si aspetta. L'argomento, la natura, cioè di cosa si va a parlare, qual è lo scopo del coinvolgimento delle persone, chi è coinvolto, quindi chi desidero che sia coinvolto, chi dovrebbe essere coinvolto, chi è interessato o chi può contribuire alla soluzione. Nel vademecum ci sono degli spunti, vedrete che ad esempio a pagina 33 una domanda da porsi sempre quando si avvia un processo partecipativo è chiedersi chi è già coinvolto e poi ai partecipanti ma anche a noi facilitatori chiederci: manca qualcuno, c'è qualcuno che non c'è, qualche interesse che non è rappresentato, qualcuno che manca? Chi secondo voi, anche i partecipanti al tavolo, chi secondo voi manca, dovrebbe essere invece presente a questo tavolo perché ha un'opinione o ha qualcosa da dirci di rilevante su questo argomento? Quindi avete già comunque alcune note insomma abbastanza chiare sul vademecum da tenere presenti. Il tempo, quindi il tempo a disposizione. In alcuni comuni, in alcune realtà magari si potrà fare 2, 3, 4, 5, 6, 7 tavoli perché c'è più tempo a disposizione, i volontari si mettono a disposizione per fare più incontri, chi partecipa ai tavoli dice no, mi interessa, do il mio tempo per partecipare, chiaramente sapendo che a primavera, massimo fine aprile, deve essere tutto concluso, quindi io direi i tavoli, a fine marzo i tavoli devono essere chiusi, quindi non è che c'è poi tutto questo tempo, ma insomma il tempo si trova se si vuole, no? Affrontare certe cose. Le risorse economiche disponibili, chiaramente, perché più tavoli faccio, più ho bisogno di materiale, ho bisogno anche dell'energia elettrica, per dire, no? Quindi anche l'amministrazione che magari deve mettere a disposizione certe cose, deve capire che se c'è le risorse, se sono sufficienti. Scusate un attimo che gli strumenti utilizzati nelle diverse tecniche. Come vedremo ci sono delle tecniche che non richiedono particolari strumenti, ma altre tecniche invece che richiedono un sacco di materiale e quindi anche bisogna avere la disponibilità di questo materiale.
Anche qua bisogna fare un ragionamento, magari ci sono dei comuni che possono dirvi sì, acquistiamo cartelloni, acquistiamo post-it, acquistiamo, altri che dicono ma no, sì, magari sai, cioè prendi quello che c'è, che abbiamo a disposizione. Dipende insomma dalle realtà. Quindi quando organizzate i tavoli tenete anche presenti questi elementi. Un processo partecipativo deve essere sempre supportato da un piano di comunicazione. Come vi dicevo, spetta alle amministrazioni, però è anche compito vostro dare un supporto alle amministrazioni per quanto riguarda il piano di comunicazione. Generalmente in un processo partecipativo il piano di comunicazione avviene in una fase iniziale, che è quello che è già stato fatto in alcuni comuni con l'incontro di avvio, nella fase intermedia dove si racconta quello che si sta facendo, magari sul giornalino comunale o sul sito del comune, si racconta si è svolto il tavolo, a parte ci sarà il tavolo. Una volta che si è concluso il tavolo, è terminato il primo tavolo partecipativo che si è svolto, eccetera, eccetera. Cioè dare le informazioni durante il processo e un momento finale di comunicazione dei risultati che spetta, come avete visto prima, spetta a noi quando faremo questo incontro allargato per area dove riporteremo tutti i risultati. Nulla vieta però che a livello locale possiate farlo anche già voi con il gruppo con cui lavorate, no? Quando ci sarà la stesura finale del report, dite questo è il materiale che io facilitatore consegnerò all'università per l'elaborazione. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? È sempre meglio condividere chiaramente con tutti quelli che hanno lavorato con voi, che si hanno dato la loro disponibilità, coinvolgerli insomma il più possibile anche nelle altre fasi. Chiaramente nella pianificare la comunicazione dovete chiarire quali sono gli obiettivi della comunicazione, i soggetti a cui, qui è insomma anche abbastanza facile, no? Quali sono gli obiettivi, i soggetti, considerare la risposta che si vuole ottenere, quindi magari la maggior, o solo dare l'informazione o il maggior coinvolgimento dei cittadini, e quali materiali, eventi, mezzi di comunicazione sono più appropriati. Qualcuno potrebbe anche decidere di fare un gazebo, allestire un gazebo nella piazza del paese per informare i cittadini dell'avvio di questo processo partecipativo. È un'idea. I mezzi, qua ve ne ho elencati alcuni, ma li trovate anche sul Vademecum, che sono quelli che abbiamo utilizzato, comunicati stampa, gli annunci sui quotidiani, lettere, riviste, report, campagne radio, insomma un po' tutto, insomma, dal più semplice a quelli più complessi. Chi coinvolgere? Ecco, qua come avete capito, ha già anticipato il professor Pellizzoni, c'è anche qui un dibattito in letteratura per quanto riguarda il coinvolgimento, no? Su alcuni aspetti o con alcune tecniche si predilige coinvolgere solo gli stakeholder, cioè i portatori di interesse, quindi un gruppo ristretto di persone che hanno degli interessi forti su quell'argomento, e in altri invece si fa partecipare tutti, porte aperte, in altri c'è un campionamento casuale, quindi si usa la campionatura casuale, in altri ci sono dei campionamenti invece su base demografica, quindi età, sesso, eccetera, eccetera. E qui io vi ho fatto un elenco che vi può aiutare nel momento in cui voi volete organizzare il tavolo a non dimenticare qualcuno, no? Pensare che chi coinvolgere nei tavoli, a parte le autorità locali, gli enti pubblici, le organizzazioni non governative se ci sono sul vostro territorio, gruppi di volontariato di varia natura, intendo gruppi di volontariato appunto di tutti i generi, imprese, associazioni di categorie di settore, scuole di ordine e grado, questo noi l'abbiamo già fatto con le schede, no? che abbiamo, come dicevo prima, istituti di ricerca, gruppi etnici, gruppi studenteschi. Ad esempio in molte realtà locali, molti comuni, ci sono delle comunità, non so, la comunità rumena, la comunità cinese, la comunità, non è detto che vogliano partecipare, però siccome sono i nuovi cittadini comunque ed hanno una visione del territorio che è diversa dagli autoctoni,
Secondo noi sarebbe un'opportunità e comunque anche interessante il coinvolgimento di queste persone che vengono da un'esperienza culturale completamente diversa dalla nostra, quindi che hanno un concetto di territorio, di paesaggio che è diverso, perché ieri appunto non so, con la dottoressa Carestiato e con la professoressa Alma Bianchetti penso che avete affrontato il discorso, no, del concetto di paesaggio, che non è uguale per tutti, cioè i cinesi hanno un altro concetto di paesaggio e di territorio, per dire, no? Quindi è un'impronta culturale. Sarebbe magari interessante riuscire a coinvolgere un membro o due membri di queste comunità, gruppi studenteschi se ci sono, gruppi parrocchiali, gruppi rappresentativi delle donne. Qui c'è un po' tutto, mare mani, perché questo è tratto da una pubblicazione, disoccupanti, gruppi giovanili, associazioni sportive, organizzazioni sindacali, associazioni agricole, nei comuni ci sono magari anche ad esempio gli agricoltori, può essere un gruppo importante da coinvolgere sul tema del paesaggio perché comunque lavorano, no? Lavorano il territorio, lo modificano e quindi è un gruppo che potrebbe essere importante coinvolgere. Ordini professionali, associazioni della terza età, ad esempio se c'è un gruppo, il gruppo anziani, magari il presidente del gruppo anziani, perché comunque loro vivono il territorio in un altro modo magari rispetto a chi lo vive, non so, chi è più attivo, chi ci lavora, no? Hanno un'altra percezione. E i portatori di handicap, se c'è qualche associazione, qualche, come dico, ogni realtà poi è diversa. Enti di controllo e prevenzione, università, agenzie di sviluppo, forze di sicurezza, vigili urbani, associazioni ambientaliste, ecco se ci sono, mi raccomando, nel vostro territorio non dimenticatele, è molto importante che siano presenti. E i cittadini di varia natura. Chiedetevi sempre se manca qualcuno, come vi dicevo prima, no? Ponetevi sempre questa domanda. Per quanto riguarda le tecniche, come vi ha già anticipato il professor Pellizzoni, queste sono molto codificate, alcune sono veramente molto codificate, però dovete prenderle un po' così, nel senso che poi ogni volta vengono modificate in base al contesto. Ci sono dei punti o dei punti fondamentali della tecnica, però diciamo tutto il resto può essere un po' modificato. Nessuna tecnica è risolutiva, nessuna tecnica è buona per tutti gli usi, quindi gli aggiustamenti vanno sempre bene. A seconda delle circostanze può essere meglio sceglierne una piuttosto che un'altra, combinarne alcune tra loro e questo, come diceva anche prima il professor Pellizzoni, dipende dal contesto. Io ho fatto una suddivisione. Ho ripreso questa suddivisione da un testo che vi consiglio di scaricare, si scarica gratuitamente da internet e si chiama A più voci, magari qualcuno già lo conosce, ed è fatto per la pubblica amministrazione, ma insomma dà delle informazioni, delle nozioni che possono esservi assolutamente utili nel lavoro che andate a fare. E ho utilizzato questa suddivisione, a differenza di quello che ha fatto il professor Pellizzoni prima, che invece suddivideva le tecniche in base alla codifica della tecnica, perché così potete avere un'idea di cosa usare, di cosa utilizzare e in che momento utilizzarlo. Ad esempio le tecniche per l'ascolto sono quelle che generalmente vengono utilizzate all'inizio, cioè per captare quali sono gli interessati, quelli che possono partecipare. Una ad esempio è l'outreach, che significa proprio andare fuori a cercare, quindi andare a coinvolgere le persone con i gazebo, con il banchetto, con varie modalità, no? Che si propone proprio di andare fuori a cercare le persone per captare ad esempio le problematiche o le necessità del territorio. Le tecniche per l'interazione costruttiva sono invece quelle proprio del processo decisionale, dei tavoli cosiddetti, no? Cioè del momento in cui si discute, della fase di discussione o di deliberazione, come la chiama il professor Pellizzoni. Le tecniche per la risoluzione dei conflitti sono invece quelle che servono, che aiutano ad affrontare
i momenti conflittuali. Allora, io spero che nei vostri tavoli non ci siano momenti di conflitto, anche perché andiamo magari a parlare di un argomento, cioè non è che andiamo a decidere di modificare un'area o a fare una pianificazione concreta, cioè dove magari ci sono veramente degli interessi forti in gioco, per cui ci sono le parti che possono avere dei conflitti l'una con l'altra. Può avvenire nei vostri tavoli una discussione sul fatto che uno ritiene che un elemento sia di valore fondamentale rispetto ad un altro che invece ritiene che il suo elemento abbia più valore, però insomma sono cose che possiamo riportare nella giusta nel giusto ruolo, insomma possiamo riportare la discussione in modo più naturale, ecco, con delle tecniche che poi vedremo la prossima volta. E per oggi vi do degli spunti tanto per capire quali sono queste modalità. Le condizioni della partecipazione, come già vi avevo detto prima, dovete tenere presente l'elenco che vi ho fatto. Il budget e il piano di comunicazione sono le cose fondamentali, le condizioni tecniche e le condizioni di processo. Questo è quello che dovrete fare voi e poi la prossima volta lo approfondiremo ancora più nel dettaglio. Il facilitatore deve dare delle regole. Quando avvia un tavolo o un momento di condivisione, di partecipazione, deve dare delle regole e deve proporre delle regole e chiedere se queste regole sono condivise. Generalmente sono regole di base a cui è difficile dire di no. Cioè, ad esempio, mi raccomando, allora, una regola è parla uno alla volta. La seconda regola è tutti hanno ragione. Non esiste che un'opinione sia sbagliata e l'altra sia giusta. Tutto quello che emerge dal tavolo va bene e ha lo stesso grado di importanza. Tutti i partecipanti sono sullo stesso livello, non esistono ruoli. Non è che perché uno è, non so, dirigente di un'azienda ha un valore diverso rispetto al pensionato. Tutti hanno lo stesso valore, quindi quello che dicono ha lo stesso valore. Quindi sono regole abbastanza di base. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione sull'argomento. Bisogna rispettare le opinioni altrui, rispettare i tempi e le fasi stabilite. La prossima volta io vi darò un canovaccio del tavolo, di come abbiamo pensato che voi potreste organizzare il tavolo, ma è liberissimo poi, cioè potete modificare quello che volete, è solo un canovaccio che potete proporre ai partecipanti ai tavoli. La legittimazione del ruolo del facilitatore è importante, nel senso che appunto il facilitatore deve essere riconosciuto dai partecipanti come una persona che non ha interessi in gioco. Potreste anche chiederlo volendo. Vi va bene? Cioè, a voi che partecipate, va bene che sia io a condurre questo tavolo? Mi ritenete una figura neutra in grado di portare avanti questo tavolo? Cioè, è una cosa che si può fare. Se poi dicono di no, lì l'amministrazione dovrà trovare qualcun altro. Però in certi casi si può correre questo rischio. Generalmente lo si corre quando ci sono dei forti conflitti, no? Quando l'argomento magari è veramente un argomento scottante ed è importante che chi ricopre il ruolo del facilitatore sia riconosciuto veramente dai partecipanti come una figura neutra e che difende il gruppo, che difende il processo partecipativo, cioè non deve essere riconosciuto come l'incaricato del comune, l'incaricato della provincia, l'incaricato di X per portare la discussione ai risultati voluti da X o da Y, ma deve essere riconosciuto veramente come neutro. Cioè, e questo voi, come vi dico, magari nel vostro caso le situazioni conflittuali non sono così forti, però in certe situazioni, come anche a me è capitato, di dire io sono qua per la gestione del processo partecipativo, non sono qua per portare la discussione da nessuna parte se non quella che nascerà da questo gruppo, da questo tavolo, no?
Quindi questi sono concetti molto importanti da dire, ma anche per assicurare le persone che partecipano ai tavoli. I principi comuni, anche qua il vostro ruolo è fondamentale, favorire la comprensione a noi specialisti. Allora, cercate sempre di utilizzare un linguaggio molto semplice. Se al tavolo ci sono tecnici, ci sono persone che utilizzano un linguaggio tecnico, appunto, o voi siete in grado, e questa sarebbe la cosa migliore, di poi spiegarlo con parole semplici agli altri partecipanti. Allora, una cosa che si fa è, quando uno finisce di parlare, avete capito tutti? È chiaro quello che è stato detto? E magari lo ripetete comunque con parole più semplici, perché magari chi non ha capito anche si vergogna di dire no, ma io non ho capito. Allora voi come facilitatori ripetete con parole un po' più semplici quello che viene detto. Si chiama parroting ed è proprio una tecnica utilizzata nella facilitazione. Generalmente quando si facilita, dopo l'intervento di una persona, il facilitatore ripete quello che è stato detto con parole semplici, chiede alla persona che ha parlato, chiede: quello che ho detto è giusto? Cioè è quello che lei ha espresso? Sì. Voi avete capito? E lo ripetete di nuovo. È importante la ripetizione perché deve essere chiaro quello che è stato detto, no? Cioè se avete dei dubbi, questo è che magari il concetto non sia stato chiaro. Dare il massimo spazio all'informalità. Allora, nel corso che ho fatto io per facilitatori a livello regionale, ci avevano detto, l'esperto di facilitazione che era venuto da Roma, ci ha detto: date del tu a tutti. Forse a Roma, nel senso che non è così semplice. Intanto bisogna chiedere il permesso, possiamo darci, è chiaro che sarebbe meglio darsi del tu, però lo chiedete. Possiamo darci del tu? Vi va se creiamo un ambiente informale dove, visto che siamo tutti allo stesso livello, diamoci del tu? Qualcuno potrebbe dire di no, perché ci sono delle persone che hanno difficoltà da questo punto di vista, e quindi rispettate questa decisione. Se poi vedete che magari durante la discussione il clima si scioglie e anche le altre persone sono un po' più a loro agio, potete richiederlo. Magari è arrivato il momento di darci del tu, no? Cosa dite? Ecco, dare il massimo spazio di informalità, siate molto semplici, molto, molto naturali, cercate di mettere le persone a loro agio, e quindi anche nel corso che abbiamo fatto, l'abbigliamento, cercate di essere anche vestiti in modo molto semplice, cioè mi rendo conto che poi ognuno ha il suo stile, però ci sono dei tipi di abbigliamento che magari possono anche mettere un po' in soggezione, no, le persone, quindi di solito in modo informale, jeans, cose così, insomma, maglie. Impegnarsi nella trasparenza, dire sempre la verità, perché le persone capiscono quando si sta mentendo, quando si sta nascondendo qualcosa, quando qualcosa non è chiaro. Cioè, se una cosa voi non la sapete, punto. Cioè, se c'è qualche problema lo si dice. La trasparenza è l'unico modo per avere la fiducia delle persone del gruppo, ed è molto importante avere la fiducia delle persone del gruppo proprio per creare questo ambiente così disteso, no? Di ragionamento, di confronto che dovrebbe esserci. E appunto nei tavoli partecipano sia gente comune sia addetti ai lavori, e quindi dovete cercare di equilibrare, come vi diceva prima anche il professor Pellizzoni, no? I linguaggi e anche i ruoli, cioè tutti allo stesso ruolo. Poi magari se ci sono domande. Allora, adesso veniamo alle tecniche. Come vi dicevo prima, adesso faremo una rapida carrellata giusto per darvi degli spunti. L'outreach, andare fuori, significa andare a cercare, andare a consultare le persone piuttosto che aspettare che loro vengano da noi. Può essere un metodo anche questo, cioè se voi ritenete che ci siano delle persone che non vogliono partecipare ai tavoli ma che hanno delle opinioni, cioè che hanno qualcosa di importante da dire, andate pure a cercarle voi.
magari l'amministratore comunale o chi lo chiamerà, gli dà guarda che arriva il facilitatore, arriva quel ragazzo, quella ragazza che vuole farti delle domande sul piano del paesaggio perché ritiene che tu hai qualcosa di importante da dire, no? Sul nostro territorio. Potete andare quindi a fargli un'intervista, a parlare così. Vabbè, articoli sui giornali, strutture mobili, come vi dicevo prima, possono essere i gazebi, i banchetti, eccetera, eccetera. Alcune tecniche proprio si usa questo metodo. Le camminate di quartiere è una cosa molto interessante che se avete la possibilità di fare, vi consiglio di fare magari col gruppo con chi partecipa ai tavoli. Dopo il primo tavolo, se vedete che è un gruppetto ben affiatato, dite organizziamo una camminata di quartiere. Cosa significa? Decidere un itinerario con il gruppo di lavoro, magari con i punti che loro hanno indicato a essere quelli di valore o quelli di criticità, no? Andate col gruppetto, generalmente cosa succede? Che si incontrano altre persone camminando e gli si chiede ma lei è stato lì, cioè lo si coinvolge in questa camminata, capito? Le persone che proprio si incontrano lungo il percorso, si fanno foto, si discute quando si arriva sul luogo, si discute di quell'elemento, perché è brutto, perché non è brutto, perché è bello, qual è la storia, no? E quindi è un modo di vivere la partecipazione appunto in modo diverso. Attivazione di punti di riferimento in loco, che è il punto del paesaggio, quello che avevamo ipotizzato. L'animazione territoriale viene per lo più utilizzata nei patti territoriali e nei progetti integrati, dove cioè si coinvolgono diversi stakeholder e si cerca di dare informazioni, di sensibilizzare l'area, di mettere insieme associazioni o gruppi di interesse locali, e l'idea è quella di elaborare dei progetti di sviluppo del territorio. Vado veloce su questi perché è giusto, penso che sia importante che voi sappiate che esistono, poi gli approfondimenti trovate su internet, c'è una vasta letteratura che potete scaricare anche gratuitamente per approfondire queste tecniche. La ricercazione partecipata anche qui si basa sul concetto del coinvolgimento degli stakeholder della comunità, che sono riconosciuti come delle risorse umane fondamentali, un po' quello che si farà con il processo partecipativo, e da qui si può creare un gruppo di lavoro abbastanza strutturato che porta avanti poi un forum locale, cioè un gruppo che poi continuerà a lavorare. Potrebbe essere ad esempio che da questo processo partecipativo nasca un gruppo strutturato che poi ha voglia di continuare a lavorare, che magari anche dà il proprio contributo all'amministrazione, no, locale su alcune tematiche, che discute al di là del paesaggio, può decidere anche di discutere di altri temi, mobilità sostenibile, ambiente, eccetera, eccetera, con la creazione di report che poi consegna magari all'amministrazione locale. Questo sarebbe bello perché vuol dire che i cittadini si attivano e che partecipano volontariamente. Sì, le camminate di quartiere, abbiamo già, tanto poi queste slide ve le lascio. I punti informativi, quello che vi ho spiegato prima, no? Ad esempio il punto del paesaggio, che hanno questo obiettivo di ascoltare, raccogliere, valorizzare, no? E quello che viene dal territorio. Brainstorming è una tecnica che viene molto usata quando ad esempio ci sono dei problemi complessi da risolvere, no? Quando bisogna trovare delle soluzioni innovative. Allora si mettono insieme un gruppo di persone e lì si raccoglie quello che viene, no? Cioè va bene tutto quello che viene, tutte le idee vanno bene, non è che dice ma no, quell'idea è stupida, no. La si prende, poi la si discute, la si affronta, la si approfondisce e vedete si scrive su una lavagna, poi si discute, si incoraggia i partecipanti a elaborare delle variazioni sulle idee già espresse per arrivare poi ad esempio a una soluzione o a più soluzioni di quel problema. Allora, tecniche per l'interazione costruttiva, quello che poi andrete a fare nel tavolo di lavoro.
quello che conta è anche il contesto, la struttura del contesto. Allora, intanto il luogo. Cercate di trovare insieme all'amministrazione comunale un luogo che sia abbastanza confortevole, cioè che non sia freddo da morire, che poi uno sta lì così dice ma andiamo via, cioè prima finiamo e meglio è. Dove non ci siano dei rumori, non so, stanno picconando fuori, che non si riesce a parlare, per cui uno deve urlare per riuscire a dire qualche cosa. E magari dove ci siano dei bagni, possibilmente, dove magari c'è anche la possibilità di, che ne so, di bersi un caffè, o se decidete di fare un tavolo che durerà più ore, no? Ad esempio 4-5 ore, perché si può fare, non è magari trovate il modo di farvi portare un caffè, un qualche cosa, in modo che la gente insomma non stramazzi al suolo troppo, perché comunque proverete, chi ha provato già sa, condurre un gruppo non è difficile per chi sta lì e discute, ma chi fa il facilitatore, vi assicuro che dopo 2 ore siete disintegrati, perché l'attenzione che dovete mettere in tutto quello che viene detto, cioè richiede che voi siate sempre presenti, cioè non è che la vostra testa può andare a pensare alle vostre cose, dovete essere sempre lì, e 2 ore di presenza costante, permanente, di concentrazione è dura, ve lo assicuro, per cui fate dei break, prendetevi un caffè poi la prossima volta vi farò vedere vi porterò una cosa che ho trovato sul ruolo del facilitatore, dove dice che deve avere la forza di che deve avere la forza di, la pazienza di, cioè tutta una serie di, la pelle di un ippopotamo, cioè cose, nel senso che bisogna avere tutta una serie di caratteristiche che così, per ridere. Però è per farvi capire che è un ruolo abbastanza importante. Mi sento anche di dirvi che quello che facciamo noi in questi 2 giorni è un'infarinatura. Esistono delle scuole, per chi poi vuole approfondire questa professione, esistono delle scuole di facilitazione, purtroppo costano un po', qualcuna più, qualcuna meno, però cioè, ci sono dei corsi anche di 50, 60, 80 ore solo sulla figura della facilitazione, no? Quindi veramente vi danno tutte le nozioni su come gestire i gruppi, eccetera, eccetera. E quindi qui è un'infarinatura, quindi sappiamo benissimo i limiti, noi siamo qua per darvi il supporto per quello che insomma c'è possibile, però siamo coscienti del fatto che non siete facilitatori professionisti, quindi non possiamo chiedervi il mondo. Però cerchiamo di darvi tutte le informazioni necessarie, anche come vi dicevo prima, un canovaccio che voi potete seguire, che vi può aiutare nei tavoli e anche magari nei momenti di difficoltà delle indicazioni. E come vi dicevo prima, la struttura del contesto è molto importante per permettere ai partecipanti di sentirsi a loro agio. Anche il tavolo, no? Magari cercate, se non so, come la domanda che era messa prima sul numero, cioè, o avete un tavolone grande oppure magari mettete dei banchi, trovate il modo che le persone possano tutte guardarsi quando discutono, quando parlano, no? Chiaramente questa modalità non esiste nella partecipazione, ci deve essere la possibilità che tutti possano guardarsi. Se non c'è questa possibilità, dividete in gruppi più piccoli. Esiste anche questa possibilità, no, di creare dei sottogruppi di discussione. La cosa importante è che a fine del momento di partecipazione chiedete alle persone, prima che vadano a casa, alla fine dei tavoli: siete soddisfatti di quello che è stato fatto oggi? Secondo voi abbiamo raggiunto dei buoni risultati? C'era qualcosa che dovevamo discutere che abbiamo dimenticato? E poi succederà che magari vi dicono di no, e dopo c'è sempre 1, 2, 3 persone che arrivano lì e in camera caritatis vi diranno: ma guarda che secondo me. Quindi voi scrivetevi tutte queste cose e poi riportate nel report che farete
dite magari scrivete sotto a termine della serata, senza scrivere il nome e cognome, è emerso che questo tema non è stato, la prossima volta magari lo affrontiamo se il gruppo ritiene che sia un tema che debba essere affrontato nel corso della discussione. La costruzione di scenari futuri era uno di quelli a cui ha fatto riferimento il professor Pellizzoni, serve appunto a immaginare il futuro, no? Lo scenario futuro. Si lavora molto con post-it, cartelloni, ecco, il facilitatore, e questo bisogna che voi lo chiediate agli amministratori, ma era una cosa che noi avevamo già ventilato e che nel Vademecum è scritto, magari che vi diano la possibilità di comprare dei post-it. Io poi la prossima volta vi porto i post-it che ad esempio che utilizzo io, sono quelli un po' più grandi, perché chiaramente la gente deve scriverci sopra, quindi non possono essere quelli mignon, e sono di colori diversi, perché così utilizzate anche in base agli argomenti i colori diversi. Dei cartelloni su cui appendere i post-it. Poi voi utilizzerete anche le carte, no? Vi è stato detto ieri. Ad esempio nei tavoli la carta tecnica, usate una carta tecnica per scarabocchiare sopra durante la discussione, poi la prossima volta affronteremo anche questo. È una carta tecnica che servirà come report finale, diciamo, no? Su cui indicherete i punti, quelli di valore, quelli di criticità, e che condividerete con i partecipanti ai tavoli. Questo ho sviato un po'. Per quanto riguarda la costruzione di scenari futuri, è un po' quello che andrete a fare voi, no? Quello che vi viene chiesto di fare, cioè far sì che le persone al tavolo ragionino dello scenario futuro, di come immaginano il loro territorio fra 20 anni, dal punto di vista paesaggistico chiaramente. Quindi non sociale, non paesaggistico, questo deve essere sempre specificato. E chiederete ai partecipanti di scrivere su un post-it quello che è lo scenario ideale. Dopodiché raccoglierete questi post-it e discuterete di questi. Chiaramente, se più persone hanno ipotizzato lo stesso tipo di scenario, mettete insieme i post-it, cioè fate dei raggruppamenti e discutete di quegli scenari, se gli altri condividono, se ci sono delle cose da aggiungere, eccetera, eccetera. Una volta che è terminata questa discussione sugli scenari, dove non viene chiesto quale è meglio, quale è peggio, quale sì, quale no, ma semplicemente voi raccogliete le informazioni che è la discussione e chiedete, quando la discussione è finita, chiedete di ipotizzare delle azioni, quindi su dei post-it date 2 post-it a testa, ma questo lo rivedremo la prossima volta nel canovaccio che vi darò, 2 post-it a testa, e chiedete a tutti, ipotizzate 2 azioni da mettere in atto per arrivare a questo scenario. E poi li raccogliete, li discutete, vedremo la prossima volta che ogni volta bisogna discutere di quello che emerge, e cercate di individuare delle azioni prioritarie, cioè nella discussione chiedete se ci sono secondo loro, da questo elenco che emerge di azioni, delle azioni prioritarie. È chiaro che se magari 10 danno la stessa azione, per forza quella è prioritaria, però comunque discutetene ugualmente. Poi ci sono delle altre metodologie per capire se per dare delle priorità. Si usa ad esempio mettere delle crocette, no? Cioè su un cartellone mettete le azioni individuate, chiedete alle persone di alzarsi e di mettere una X vicino a quello che ritengono l'azione prioritaria. Allora, si fa un giro, vengono scelte alcune, si fa un altro giro, vengono scelte, finché si arriva alla definizione delle priorità. European questo scenario workshop è stato idealizzato, è stato pensato dalla Commissione europea, non è, se non ricordo bene, mi sembra che non sia un marchio registrato, perché ci sono delle tecniche, come vedrete dopo, come ad esempio il Metaplan, che è un marchio registrato, cioè per poterlo utilizzare dovete chiedere una forma di permesso. In questo no, non bisogna chiedere un permesso, bisogna semplicemente informare, cioè poi tutti lo usano e non informano, però l'idea della Commissione europea è quello che
se lo usate informate che state utilizzando questo sul sito insomma, della Commissione Europea trovate i riferimenti, dovreste mandare una mail dicendo sto utilizzando questa metodologia per questo e questo scopo. E l'idea qui è quella di mettere intorno a un tavolo, di far discutere 4 categorie: politici, amministratori, operatori economici, tecnici esperti, utenti cittadini. E serve per l'elaborazione di visioni future e di idee e si articola con momenti diversi. Questo per farvi capire che anche voi potete usare delle fasi diverse, no? Dei momenti diversi, potete strutturare i tavoli anche in momenti diversi. Ad esempio qua c'è una fase in cui le 4 categorie lavorano da sole, ciascuna per conto suo. Dopodiché c'è una fase plenaria in cui viene presentato quello che è il lavoro delle 4 categorie, si discute, poi viene, in base a quello che emerge da questa sessione plenaria, si raccolgono determinate idee, proposte, si suddividono in gruppi questa volta misti, cioè le 4 categorie vengono mescolate, si ridiscute degli argomenti emersi, dopodiché c'è una nuova fase plenaria di discussione generale. Quindi potete usare anche queste modalità, cioè suddividere i gruppi, se sono in tanti, anche in momenti diversi, cioè non dico nello stesso giorno perché magari diventa complesso, però se ci sono 30, 40, 50 persone, magari fatelo in 2 giorni diversi, in 3 giorni diversi, no? Li chiamate, li fate lavorare in piccoli gruppi e magari poi fate una sessione plenaria dove dite dai 4 tavoli, dai 3 tavoli è emerso questo, discutiamo di quello che è emerso da questi 4 tavoli, e anche lì potete usare i post-it, ma poi quando ci saranno questi problemi noi siamo qua, se c'è bisogno, se proprio ci sono delle dinamiche problematiche, veniamo anche, almeno io do la mia disponibilità, a venire concretamente sul territorio a darvi una mano nella conduzione del tavolo, se appunto c'è una necessità molto forte. Metaplan, come vedete, è un marchio registrato, è nato in Germania, come sapete loro sono molto precisi, molto regolari, ha una struttura rigida, ben definita, dove c'è un momento di creatività attraverso il brainstorming, e quindi c'è questo momento dove si dà libero sfogo, no? alla fantasia, alla creatività, e poi invece c'è un secondo momento di approfondimento dei problemi, dove si affronta proprio il problema da un punto di vista molto più specifico e molto più nel concreto. Come vi dicevo, qui anche quello che viene richiesto, cioè il Metaplan ha bisogno di pannelli, di cartelloni, di post-it, di pennarelli, di bollini colorati di diversa natura, cioè si usa molto l'elemento visivo in questa tecnica, perché aiuta a tenere sempre presente l'andamento della discussione, cioè dove siamo, a che punto siamo, visivamente anche, no? Quindi uno guardando sa cosa stiamo discutendo, cosa stiamo facendo, a che punto siamo, no? E molte tecniche usano questo sistema, tant'è che esiste anche un corso che verrà riproposto, si svolge a Torino, che verrà riproposto la prossima primavera, che è proprio sulle tecniche visive, sulle modalità per visualizzare la discussione, cioè su come anche il concetto, come rappresentare il concetto che emerge dalla discussione e con quali modalità. E il moderatore in questo caso può anche occuparsi di preparare in anticipo delle domande chiave per promuovere la partecipazione dei presenti, no? Per stimolare la discussione. Ecco i vantaggi della tecnica: permette di rafforzare la comunicazione all'interno di un gruppo attraverso l'integrazione tra elementi orali e visivi. Quindi anche qui io vi lascio, cioè se ad esempio
pensate che possa essere bello, utile, è una cosa in cui vi sentite di proporvi, il fatto di permettere alle persone anche di disegnare. In alcune tecniche si usa il disegnatore, ma qui bisogna pagare una persona apposta per fare. Però dico, se qualcuno si sente del gruppo che avete lì a disposizione di disegnare quello che emerge, di interpretare in modo visivo, insomma, cioè, lasciate pure anche che i partecipanti possano esprimersi in queste modalità, no? Voi avete solo il compito di far sì che l'argomento di cui si discute, cioè che il binario sia quello, ecco, questo è importante. Oppure anche voi potete disegnare, prendere la carta tecnica o quella che vi verrà dato, insomma il materiale, e disegnarci sopra, no? Qua, secondo voi, cioè prendete la carta con il rosso, in questa zona, secondo voi, c'è qualche cosa che va, che non va, no? In modo che anche visivamente uno è proiettato su quella. I limiti, a parte i costi, perché il Metaplan, cioè l'organizzazione che ha creato questo metodo, vende anche i kit, se volete, vi vende tutto, anche i profumi per l'ambiente, perché si è visto che certe essenze spongono gli animi alla discussione pacifica, e che ci sono dei colori, per cui anche, non so, tappezzare le pareti di color verde aiuta. È stato pensato a tutto, però chiaramente hanno dei costi, i suoni, no? Magari, non so, qualche suono sottofondo, tutto. I costi del materiale appunto hanno dei limiti, e poi qui ci vuole anche una grande competenza da parte del facilitatore, dell'organizzatore. Ecco, questo è un punto fondamentale, verificare che la scrittura non sia un ostacolo alla partecipazione. Io vi ho detto prima, voi lavorerete molto su dei post-it, cioè questo è quello che io propongo, poi potete anche fare in altro modo se avete altre esperienze, se avete voglia di cimentarvi, insomma. Non per tutti è facile scrivere. A me è capitato, in una delle mie prime esperienze di facilitazione, di andare in un contesto in cui c'erano delle persone che lavoravano manualmente e avevano le mani rovinate dal lavoro, perché era un lavoro massacrante, e avevano difficoltà a tenere il pennarello in mano perché le dita erano ormai indurite dal lavoro. Mi sono tanto vergognata di me stessa, devo dire la verità, perché ho messo queste persone in difficoltà, ma perché non conoscevo, quindi cercate anche lì di capire se c'è la persona anziana che trema e non è in grado di scrivere, magari vi sedete vicino e lo aiutate, scrivete voi, no? Quindi sì, pensate anche a queste cose, cioè abbiate anche queste accortezze verso le persone che partecipano al tavolo, no? Persone anziane con bassa scolarità, oppure che hanno fatto dei lavori massacranti per cui hanno le mani ormai che non riescono neanche a scrivere. Un'altra tecnica è la charrette. Qua c'è qualcuno che magari l'ha già usata, se poi non avete usato la charrette per magari, non so se abbiamo tempo, forse magari la prossima volta ci fai così ci racconti un momento della tua esperienza. Allora, c'è charrette e charrette, nel senso che c'è una charrette che è molto codificata, che nasce negli Stati Uniti e quindi ha degli step precisi, delle tempistiche. C'è una charrette che è quella che viene utilizzata, che è stata utilizzata molto e che viene utilizzata molto qua in Friuli, ma anche in Europa, che viene utilizzata per le mappe di comunità ed è molto un po' più libera, diciamo, non è così strutturata come la charrette che invece si usa negli Stati Uniti in particolare. E il concetto di fondo è che ci sono dei professionisti, si lavora con dei professionisti, soprattutto si utilizza, come vi dicevo, sia nella progettazione urbanistica, ma anche per le cosiddette mappe di comunità. E
dove viene molto utilizzato il coinvolgimento diretto del cittadino, chiaramente, che deve dire la sua. Si cerca di far partecipare il più gran numero di cittadini, quindi non ci sono portatori di interesse, non c'è una scelta, si cerca di far partecipare tutti con l'aiuto di un disegnatore, cioè di qualcuno che poi traduce quello che nasce traduce in forma visiva, generalmente proprio in un disegno, quello che nasce dal basso. E nasce proprio da Charette significa Cariola, che erano i laureandi in architettura a Parigi, che come esame finale dovevano portare i loro elaborati e andavano per la città e disegnavano e poi portavano sulle carriole questi loro elaborati. E lì la gente, cosa faceva? Mentre loro lavoravano, la gente che passava interveniva, diceva la sua, e quindi anche lì, insomma, loro elaboravano il proprio lavoro in base anche a quello che nasceva dalla discussione spontanea con quelli che incontravano per la strada. Può essere un'idea, ad esempio, può essere l'idea che si può prendere dalla Charette, un banchetto, come vi dicevo prima, in piazza. Se avete qualcuno che si cimenta nel disegnare, che è molto bravo a fare degli schizzi, qualche amico che avete, potete coinvolgerlo magari in questa avventura del processo partecipativo, e con la gente che si incontra per strada magari, non so, invitarla a discutere, e magari la persona che è lì vicino può disegnare quello che è, so, il luogo del cuore o il luogo più brutto del paese, no? Come viene visto da chi partecipa. Sì, l'action planning, questo è molto utilizzato nella pianificazione partecipata e nella progettazione partecipata. Serve ad individuare i bisogni e definire i problemi. Anche qua, come vedete, ci sono delle fasi, si articola in delle fasi. E si parte da delle domande di ampio respiro. Qua generalmente si usano dei post-it, quindi le opinioni, le idee in mente vengono espresse da ciascun partecipante utilizzando dei post-it da attaccare sui cartelloni. Molte tecniche utilizzano questa cosa dei post-it perché aiuta visivamente, no? Poi a fare dei raggruppamenti, a ragionare. Quindi si invitano le persone a esprimersi su delle previsioni e poi si realizza quello che è il piano di azione, un po' in piccolo quello che viene chiesto a voi, no? Di individuare delle azioni per il futuro, per ipoteticamente mettere in atto per realizzare questa visione a cui si tende nel futuro. Vabbè, vi lascio queste slide, io andrei abbastanza veloce su questo, perché poi lo vedete. Planning for Real, qua sempre si usa nella pianificazione partecipata, è stata molto utilizzata anche in Italia, e si usa un modello tridimensionale, cioè si propone proprio quei modelli, non so se avete mai, gli architetti sanno benissimo di cosa parlo, però sono quei modelli tridimensionali o del quartiere o i plastici, ecco, sì, o del quartiere o dell'area su cui si va a fare degli interventi urbanistici, e si utilizzano delle carte opzione che possono essere, non so, io faccio degli esempi, non so, la pista ciclabile, il parco giochi, il nuovo edificio, e si invita le persone a ragionare sui cambiamenti dal punto di vista urbanistico di quest'area e di giocare, di mettere queste carte opzione. Cioè, dove vuoi che, non so, la pista ciclabile secondo te dove dovrebbe essere realizzata? Allora mette la carta. Il nuovo edificio dove, no? Il parco giochi per i bambini dove? No? Posso farvi un esempio. Viene fatto generalmente fuori, all'aperto, cioè per strada, quindi si invitano le persone che passano per strada a dare la propria opinione su questo tema. In Sicilia, non mi ricordo se a Catania o dove, si erano messi fuori dalle chiese,
del quartiere dove doveva essere fatta le modifiche, insomma, in carattere urbanistico, si sono messi fuori dalle chiese col banchetto, col plastico, e lì invitavano la gente a dare la propria opinione sui cambiamenti, insomma, che si volevano utilizzare. L'open space technology, questo è il mio preferito in assoluto, e non so se qualcuno di voi ha già avuto qualche esperienza di questo tipo, ha mai partecipato? No. E l'open space technology è bello perché non ha regole, tra virgolette, perché qualche regola chiaramente c'è, però hanno una metodologia che veramente aiuta le persone a essere a proprio agio ed esprimersi liberamente, anche perché di solito viene dato un macro tema, cioè un tema, non so, io avevo ipotizzato ad esempio oggi, se ci fosse stato il tempo, di fare un esperimento su un open space, però non ce la facciamo. Tema partecipazione. Poi vi avrei chiesto se qualcuno di voi aveva degli argomenti, no? Cioè qualcosa sulla partecipazione che voleva discutere con gli altri, non so, i problemi della partecipazione, cosa fare per, no? Ognuno la sua, l'avrebbe scritto su un foglio e l'avrebbe appiccicato qua, in modo che tutti vedevano quali erano i temi in discussione, e magari uno si posizionava laggiù, l'altro si posizionava lì, l'altro là, si creavano dei piccoli gruppetti di discussione di quel tema. Viene fatto un instant report, cioè chi ha promosso quella discussione scrive che cosa succede, insomma cosa emerge dal gruppo, e a fine giornata vengono fatti questi instant report, cioè si scrive sul computer e viene fatto un report finale. Il bello dell'open space è che generalmente viene fatto in un luogo molto ampio, con più sale, dove si possono creare appunto diversi gruppi di discussione. C'è sempre un banchetto allestito dove si può andare a mangiare, si può andare a bere, si può fare quello che si vuole, si può andare a fumarsi la sigaretta, ognuno il suo. E come vedete i principi sono: chi partecipa è la persona giusta, qualsiasi cosa succede va bene, quando si inizia, quando si finisce, e se ti accorgi che non stai imparando né contribuendo a quel gruppo, a quell'attività, ti alzi e te ne vai in un altro gruppo a discutere, cioè non c'è nessun vincolo, no? di restare lì a discutere di quello. Magari uno è interessato a 2 temi, prima sta in uno, poi sta nell'altro, non gli interessa niente, va a farsi la passeggiata, torna dopo per vedere se è cambiato qualcosa, è molto, molto libero. E tutto questo nasce dall'idea di un imprenditore che ha visto che nei dibattiti, nelle riunioni, il momento in cui la gente era più attiva e dava il meglio di sé era nei coffee break, cioè nei momenti di libertà. Si creavano dei gruppetti e discutevano di quell'argomento in modo approfondito. E allora mi ha pensato di creare questo, cioè in qualche modo di definire questo metodo e così nulla vi vieta di fare sul vostro territorio un open space. Che ore sono? Siamo già... Meno un quarto. Quasi. Una meno... Ah no, allora vi lascio. Questo è libero, no? Non è registrato? No, non è registrato. Poi la prossima volta facciamo questa cosa prima delle competenze del facilitatore, parliamo della gestione dei conflitti, quindi delle tecniche. Scusatemi, non avevo visto l'ora, perdonatemi. Ci vediamo venerdì prossimo.